Ulteriori dettagli sul collaudato e redditizio traffico e spaccio di stupefacenti autorizzato dalla mafia nel quartiere generale Bronx di Licata. Strutture private in sciopero, la Regione potenzia le prestazioni pubbliche per limitare i disagi ai cittadini. L'ex stabilimento Fiat potrebbe diventare una fabbrica di profilati e componenti di alluminio ed assumere 250 persone. Da 11 anni gli operai sono in cassa integrazione. Dal castello di Palma di Montechiaro alla riserva naturale di Punta Bianca con Visit Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo dell'operazione Ibris che ieri ha portato a 26 misure cautelari. Ulteriori dettagli sul collaudato e redditizio traffico e spaccio di stupefacenti autorizzato dalla mafia che ha avuto il suo quartier generale al Bronx di Licata, e poi anche di come gli arresti siano diventate immagini degne di una fiction. Vediamo. Ci sono 2 tentati omicidi, parecchia mafia, tracce di stibra e collegamenti con i clan catanesi e gelesi all'origine dell'operazione Ibris. Un'indagine avviata dal personale della squadra mobile di Agrigento, guidato dal vicequestore Giovanni Minardi, che ieri ha portato a 26 misure cautelari. Il provvedimento contiene ripetute pagine di riferimenti ai boss mafiosi di Licata e Palma di Montechiaro, rispettivamente Angelo Chipinti, attualmente in carcere dove sconta una pena pari a 20 anni, e Nicola Ribisi, già condannato per mafia e nuovamente arrestato di recente nell'operazione Condor. Significa che per spacciare bisognava essere autorizzati. Emerge inoltre che il collaudato e redditizio traffico di stupefacente ha avuto il suo quartier generale al Bronx di Licata, un vero e proprio fortino della droga, un agglomerato di case popolari caratterizzato da cortili e strettoie che rendono di fatto quasi impossibile il transito a persone che non siano residenti della zona. Gli stessi indagati controllavano e monitoravano ciò che avveniva nel quartiere. A perfezionare la macchina da guerra specializzatasi nel traffico e spaccio di droga a livelli industriali sarebbe stato Michele Cavaleri, 46 anni, vero dominus dell'impresa criminale, coadiuvato efficacemente dalla convivente Antonietta Casaccio. Era stato allestito un vero e proprio servizio di vigilanza sul territorio, telecamere installate nei vari punti di accesso, oltre a vedette e sentinelle pronte a far scattare l'allarme all'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. E durante le indagini è emerso come il sodalizio controllasse ad esempio gli spostamenti delle pattuglie, arrivando anche a contare le automobili e ipotizzare un blitz. Altro aspetto è la spettacolarizzazione dell'arresto. Quello che è accaduto ieri ad Agrigento dovrebbe far riflettere. Qualcuno ha scelto di esporsi sorridendo a favor di telecamera, ma noi non facciamo cinema. La stampa non è lì per produrre e diffondere questo genere di immagini, questi messaggi, questi esempi. Questi sono video reali, ma degni di una fiction. Baci, frasi di approvazione come "sei un leone", rigorosamente in siciliano, segni di vittoria, linguaccia di Tomedio, scene che hanno come sfondo un'ambientazione istituzionale, la questura di Agrigento e la polizia. Forse sarebbe stato meglio evitare tutto questo clamore, perché no, spegnere la telecamera. Stiamo raccontando, per dovere di cronaca, di misure cautelari, è bene ricordarlo. Se è questo quello a cui dobbiamo educare i nostri lettori o telespettatori, non meravigliamoci di quanto siano mal influenzate le nuove generazioni. Sanità in Sicilia, è in corso lo sciopero delle strutture private convenzionate. I stop da ieri, martedì 21 febbraio, e fino a venerdì 24 febbraio, giornata in cui è prevista una manifestazione a Palermo innanzi all'assessorato regionale alla sanità. La protesta è rivolta alla regione contro la rimodulazione del budget destinato ai rimborsi delle prestazioni eseguite dai privati convenzionati. Nel frattempo la regione è corsa ai ripari potenziando le prestazioni pubbliche con l'intento di limitare i disagi ai cittadini. Il nostro direttore Arturo Cantella. In merito allo stato di agitazione proclamato dai rappresentanti dei laboratori di analisi e della manifestazione che si svolgerà a Palermo davanti alla regione siciliana, l'assessorato ha disposto un potenziamento delle prestazioni pubbliche per limitare i disagi. Sarà infatti effettuato un piano operativo per fronteggiare la sospensione delle attività di laboratorio da parte delle strutture private che hanno aderito allo sciopero.
Lo hanno previsto l'assessore regionale alla salute Giovanna Volo, il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica Salvatore Requirez, che hanno inviato alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Pubblico regionale una comunicazione con le varie strategie da mettere in campo per limitare i disagi ai cittadini. In particolare, provvedendo anche alla possibilità che si possa fare ricorso a prestazioni aggiuntive, l'assessorato alla salute ha chiesto che venga disposta con immediatezza una rimodulazione delle attività di laboratorio, ampliando le agende e garantendo dalle 8 alle 20 le attività di accettazione, pagamento, prelievo, analisi e refertazione. Inoltre ha invitato le strutture a massimizzare gli spazi destinati all'accoglienza dei cittadini per fare fronte all'inevitabile incremento di afflusso che interesserà tutte le strutture pubbliche. L'assessorato alla salute ha previsto anche la realizzazione di un monitoraggio del prevedibile aumento delle prestazioni erogate nei singoli laboratori. I report finali, con dati rapportati ai numeri della settimana precedente, dovranno essere trasmessi ai dipartimenti entro 4 giorni dalla fine delle serrate, per effettuare le necessarie con conseguente analisi dell'impatto che le manifestazioni potrebbero avere sul servizio sanitario pubblico. Infine, con una prospettiva più a lungo termine, Volo e Requirez prevedono di lavorare concretamente con gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Regionale a un piano di potenziamento dell'offerta specialistica pubblica attraverso la riorganizzazione delle risorse presenti e la rimodulazione dei percorsi e degli orari di fruizione del servizio. Il tutto poi ricade su di loro, terapie che non possono essere svolte. Perché? Perché si raggiunge il budget e quindi non possiamo erogare altre prestazioni. Io qua ho anche delle persone che parlano a nome e per conto, per esempio nel caso del signor Buccellato, della moglie affetta da sclerosi multipla. Noi abbiamo diversi pazienti con sclerosi multipla che vengono trattati e questi soggetti hanno necessità giornalmente di effettuare la riabilitazione. Mi sono venuto qua a lamentare perché praticamente questa è una malattia che vuole essere curata giornalmente. E sento la televisione dove dicono che devono aiutare la sanità, se questo qua è un aiuto, sempre che tolgono sempre le cose ai più bisognosi, perché io non sento mai lamentare, non so, un onorevole, una cosa, perché forse sarà che loro hanno delle piste praticamente di accesso particolare, però qua la cosa è che la pensiamo sempre noi, chi ha di bisogno, e non è corretto verso di tutti gli ammalati e di tutti gli assistiti. Vuole lanciare un messaggio alla parte politica, alla parte amministrativa, alla parte burocratica regionale? Se loro si mettono una mano, come si suol dire, nella coscienza, oppure diciamolo ancora più forte, se hanno un pochettino di dignità e si mettono nei panni degli assistiti, di chi ha tantissimo bisogno, penso che loro non c'è bisogno nemmeno di fare lo sciopero, devono già attivare e aprire tutte le porte. Ho 70 anni e ho la sclerosi multipla da tanto tempo. Non pensavo che dopo tanto tempo di sempre tagliare sempre per noi ammalati. È una cosa che non mi sembra giusto sempre fare cose alle persone che hanno già tanti problemi e pensieri di affrontare la vita, sempre di sentirsi dire questa cosa non la possiamo fare perché l'hanno tagliata, questa cosa. Signor Presidente, signore Assessore, la prego, si metta un pochettino nei nostri panni, faccia il suo lavoro buono e onesto, soprattutto pensi per quelli che sono più piccoli. Si dice, il Signore ha detto, chiunque cosa fate, una delle più piccole di queste cose l'avete fatta a me, perciò se lei toglie la cosa a noi è come se la togliesse al Signore. Buongiorno Assessore, spero nella sua coscienza che gli dica qualcosa. Il futuro dell'ex Blutech di Termini Imerese passa da un progetto che prevede la realizzazione di una fabbrica di produzione di profilati e componenti di alluminio con una capacità di 1100 tonnellate al mese. L'azienda ucraina Alumenta assumerà 250 operai. Da 11 anni gli operai dell'ex Fiat sono in cassa integrazione. Vediamo.
Sì, effettivamente come dire, la cassa integrazione è uno strumento che serve per fare sopravvivere le persone, ma deve essere uno strumento temporaneo perché poi l'obiettivo è riportare il lavoro e purtroppo in questi 12 anni c'è stata una grande sofferenza per i lavoratori e soprattutto una grande sofferenza per il territorio. Per queste ragioni noi come dire, ci crediamo e vogliamo risolvere questo problema e riportare all'interno di questo stabilimento sia i lavoratori diretti che quelli dell'indotto. Questa è la nostra battaglia, oggi ci sono tutte le condizioni, ci sono gli stabilimenti, c'è la professionalità, c'è la ZES, c'è il porto a pochi chilometri da questo stabilimento, c'è la ferrovia che arriva dentro lo stabilimento, c'è l'accordo di programma, lì ci vuole la volontà politica, la Regione Siciliana e il Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia assieme ai commissari devono trovare una soluzione perché qui finalmente si possa ripartire con un'attività industriale che deve dare occupazione ai lavoratori ex Fiat dell'indotto ma soprattutto ai lavoratori disoccupati del nostro comprensorio. Per chiudere, il gruppo Alumeta ucraino potrebbe investire qui? Noi abbiamo sempre detto che siamo disponibili a verificare la sostenibilità e i piani industriali. In questi giorni abbiamo appreso di questa proposta, dalle prime valutazioni sembrerebbe che le cose stiano andando per il verso giusto, noi saremo attenti come dire, e intransigenti su una soluzione industriale, però lì la responsabilità di dare il via libera a questo progetto se la deve assumere la Regione Siciliana e il Ministero dello Sviluppo Economico e Invitalia perché in 11 anni ne abbiamo visto tante come dire, di bluff e tante come dire, difficoltà e questo non vogliamo che si possa ripetere. Sì, già siamo entrati già quasi nel 12° anno, a dicembre di quest'anno facciamo 12 anni di cassa integrazione. Come si fa ad andare avanti con 1.000 euro poi al mese, che sono un po' la cifra standard che un po' tutti gli operai percepiscono? Ma diciamo che è molto difficile andare avanti con 1.000 euro perché se una persona non sarebbe aiutata dai propri genitori sarebbe molto ma molto difficile, perché con 1.000 euro è molto difficile. Io ho 3 figli che vanno all'università, spese universitarie e tutto, solo con la cassa integrazione non ci sarei riuscito a mandarli a scuola, quindi questo diciamo è molto triste per un genitore di non poter aiutare i propri figli, ma questo diciamo grazie ai propri genitori siamo riusciti a fare questo, ma è molto ma molto difficile perché non c'è solamente questo, è difficile perché con la cassa integrazione ci devi sopravvivere, pagare le bollette, devi andare avanti alla famiglia e non è facile, è molto ma molto difficile. È difficile, ma giustamente dobbiamo tirare le somme, risparmiamo su tutto, su luce, gas, e facciamo andare di meno e facciamo ricompensare tutte cose. L'unica soluzione è questa. C'è una figlia che è all'università e la mandiamo avanti con tanti sforzi grazie a mia suocera, perché io padre e madre non ce l'ho più. Purtroppo mi aiuto con i miei soci che per me sono come madre e padre. Azioni un po' più delicate, neanche arriva a 1.000 euro al mese. Sì, non arrivo neanche 1.000 euro al mese e sono pure separato, quindi quando c'è una busta paga tu devi dare il mantenimento alla ex moglie. Mio figlio ha pure dei problemi psicomotori, quindi vedi tu in che situazione sono. 12 anni di cassa integrazione. Pesanti da digerire, soprattutto. Ci sono speranze, ha una speranza di poter tornare a lavorare? Speriamo su questa azienda ucraina. Stretta sui crediti, la CGIL è pronta allo sciopero. Chiudono attività e imprese, lenta agonia dell'economia. Vediamo. I numeri ci lasciano fortemente preoccupati, una crescita dello 0,39% chiaramente è una crescita lenta, lentissima e se l'abbiniamo, pensando appunto al piano occupazionale, a un aumento degli operatori che appunto si è visto nei vari settori, ci fa pensare che i contratti sono sempre più precari e lasciano anzi ampi margini di gestione e soprattutto si tende a prediligere l'aumento del numero di test
rispetto al Monte Ore, e quindi sostanzialmente contratti poveri e lavoro povero. Questo ci lascia fortemente preoccupati, anche perché se pensiamo che i settori più colpiti, ce lo diceva appunto il report di cui parlavi, sono proprio quelli del commercio, degli alberghi, appunto dell'alloggio, il settore degli alloggi, e quello appunto della ristorazione, si capisce come proprio i comparti Filcams, i comparti che poi in qualche modo sono quelli maggiormente produttivi, no, del nostro territorio, in questa fase di ripresa invece stanno in qualche modo un passo indietro, e questo naturalmente ci preoccupa, anche perché confrontandoci con la ripresa del resto d'Italia, confrontandoci anche con altri territori del sud, altre regioni del sud, ma anche altre province siciliane, ci rendiamo conto che in qualche modo stiamo rimanendo un passo indietro. Insomma, non bastano soltanto gli annunci istituzionali, gli annunci politici. Quale dovrebbe essere la ricetta per un territorio depresso che di fatto si caratterizza soprattutto per le attività commerciali? Abbiamo bisogno che si investa sul territorio, che si facciano politiche per il lavoro e che si permetta di progettare, se penso al turismo ad esempio, stagioni lunghe. Non dobbiamo produrre provando a fare deroghe, non dobbiamo produrre abbassando i costi del lavoro, dobbiamo produrre investendo sul territorio, facendo infrastrutture, permettendo alle attività economiche di svilupparsi e alle lavoratrici e ai lavoratori di avere dei contratti adeguati, anche perché lavoratrici e lavoratori sono consumatori. Importanti novità per la provincia di Agrigento arrivano dalla Camera dei Deputati. La 14ª Commissione parlamentare permanente Politiche dell'Unione Europea, di cui è segretario il deputato agrigentino Calogero Pisano, ha deliberato l'inserimento della linea ferroviaria Caltanissetta, Marsala, Agrigento, Licata, Gela e del porto di Licata nel regolamento per lo sviluppo della rete transeuropea. Un passaggio importante, afferma soddisfatto Calogero Pisano, che consentirà di dotare quest'area geografica della Sicilia, quindi finalmente la provincia agrigentina, di un sistema infrastrutturale adeguato e al passo coi tempi, grazie all'utilizzo delle ingenti risorse economiche previste dall'Unione Europea per il rafforzamento e l'ammodernamento dei porti, degli aeroporti e delle linee ferrate del continente. Segue la sottoscrizione di un altro protocollo per l'elettrificazione della linea ferroviaria Trapani-Palermo, già apposta alla prefettura di Palermo nel maggio scorso. La firma di oggi vuol dire blindare un'opera prioritaria nell'esecuzione dei lavori, tentare di evitare che ci possano essere interferenze della criminalità che intercetta questi flussi di denaro che naturalmente arrivano per la realizzazione dell'opera. Vuol dire un onere pesante per tutti i sottoscrittori. La stazione appaltante che dovrà ogni opera che realizza e ogni appalto che fa fare sottoscrivere anche il protocollo. L'opera viene praticamente messa assolutamente tutto sotto vetro, mettiamola così, non sfugge nulla, non sfuggono le assunzioni, non sfugge la sicurezza sul lavoro. La prefettura dal canto suo metterà in moto tutta una serie di controlli subappalti, le forniture, comporterà un aggravio di lavoro, alimentare una banca dati, quindi poter avere le forze dell'ordine e la disponibilità di questa banca dati e fare dei controlli. I sindacati si spenderanno maggiormente per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per le assunzioni, per la manodopera, uno strumento di altissima prevenzione attraverso il quale, abbattendo le soglie economiche di valore, si possono chiedere gli accertamenti antimafia, ma qua si fanno a tappeto, si cerca di fare prevenzione, inserire quest'opera in un solco assoluto di legalità. È anche l'occasione per comunicare che a breve, confidiamo nella prossima settimana, saranno avviate le attività propedeutiche proprio all'avvio del cantiere. Consentirà a Ferrovie di riammettere all'esercizio 47 km di linea che al momento non sono fruiti. Quest'opera, che come sappiamo è commissariata, si è avviata per essere poi completata nei tempi previsti nel PNRR, quindi entro il 2025. Si sono conclusi i festeggiamenti del Carnevale, andiamo a Montevago e poi a Realmonte. Senti lo profumo di salsiccia e lo profumo di lo baccalà. È partita la sfilata, è iniziato il Carnevale, auguro a tutti di divertirsi, mi spiace soltanto che uno dei carri comunque si è dovuto fermare.
mi auguro che risolviamo presto la situazione. È una serata di allegria, vedo tanta gente, tantissimi bambini, è un divertimento per tutti e auguro a tutti veramente non solo di divertirsi, i ragazzi sono stati tutti coinvolti, hanno lavorato un mese per realizzare dei carri magnifici, sono bellissimi veramente, sia nei colori, i balletti, e quindi ogni carro è accompagnato da balletti molto belli. Devo dire che è una festa vedere questo carnevale così animato e vedere la comunità tutta insieme e anche tantissima gente che sta arrivando dai paesi vicini. La giornata conclusiva delle 3 giornate organizzate dal Comune di Realmonte per il Carnevale 2023, tutti i colori della bellezza. Questa mattina il ruolo da protagonista ce l'hanno i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Realmonte, tutti quanti, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. È una giornata bellissima, insieme ai ragazzi di Fantasilandia che stanno facendo l'animazione, ma anche accompagnate insomma da un carrettino siciliano. Stiamo facendo una sfilata per le vie del paese, tanta allegria, tanta gioia e tanta bellezza appunto. Io per questo non posso che ringraziare sempre la squadra, il dirigente scolastico, il professore Tesè che ha seguito le attività, tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo Garibaldi, i ragazzi, le loro famiglie, l'assessore al ramo e insomma le associazioni, i vigili urbani, l'amministrazione comunale tutta che ha programmato passo passo per la buona riuscita dell'evento tutte le attività da svolgere. Ricordo che questa sera ci saranno altri appuntamenti, chiuderemo con balli in piazza con il DJ set. Intanto ci godiamo questa mattinata meravigliosa con i ragazzi. Buon Carnevale 2023 da Realmonte. Bene, oggi grande festa questa mattina con protagonisti i ragazzi, tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo Garibaldi. È un bel ritorno dopo 2 anni, l'ultima si pensava, proprio ieri si diceva che l'ultima manifestazione pubblica che abbiamo fatto con la scuola risale a qualche giorno prima del lockdown, della chiusura di tutte le scuole. Quindi siamo ben contenti, i ragazzi hanno interpretato in vario modo questo carnevale, hanno individuato anche dei temi che vedremo, i più svariati e più creativi possibili. Quindi una grande festa all'insegna dell'allegria e speriamo di poter continuare così. E adesso andiamo a Menfi per parlare di vino e poi ai piedi dell'Etna, alle cantine Nicosia. Ci sono i servizi. Terra di vino, olio, mare e turismo Menfi è stata incoronata ufficialmente Città italiana del vino 2023, unico luogo al mondo in cui ci si può tuffare dai vigneti al mare. Sabato scorso, nella nuova cantina di Mandrarossa, l'avvio all'attività alla presenza dei sindaci delle città del vino siciliane, le cantine della Valle del Belice, i ristoratori, i titolari delle strutture ricettive e tutti gli attori coinvolti in questo anno di attività che vedrà Menfi al centro del palcoscenico italiano. Dopo il passaggio di consegna avvenuto a Duino a Urisina nella convention dell'Associazione Nazionale dei 470 comuni vitivinicoli ed enoturistici alla presenza dei rispettivi sindaci, sabato scorso un appuntamento incentrato su diverse tematiche legate ai territori e alla valorizzazione dei prodotti vitivinicoli, delle progettualità e della promozione. Anche Santa Margherita di Belice entra a far parte di questo calendario unico delle terre sicane. Noi puntiamo appunto sul valorizzare la nostra terra che è terra del Gattopardo, quindi l'idea è quella di inserire nel Festival del Gattopardo che si terrà ad agosto una serata dedicata al cibo, al vino, quindi creare questo connubio tra cultura e cibo e vino che è anche cultura. Menfi oggi diventa, probabilmente lo è sempre stato, una sorta di capitale che guarda al mare ma sicuramente guarda all'entroterra e guarda anche i monti. Probabilmente gli stessi menfitani si sentono più agricoltori che pescatori. Su questa idea si innestano un sacco di progetti che sono da poco finanziati dal GAL Valle del Belice. Uno di questi, io sono animatore, capofila è l'azienda di Menfi Marilena Barbera, quindi Cantine Barbera, e ha la pretesa di raccontare il territorio con un
focus diverso, che è il capitale umano, che stanno dietro alle eccellenze. Quindi racconteremo di vino, racconteremo di formaggi, racconteremo di territorio, facendo perno su chi c'è dietro ad ognuna di queste eccellenze, che spesso sono famiglie. A Menfi l'agricoltura ha saputo realizzare un modello integrato di economia che, salvaguardando e valorizzando le colture tipiche locali, è riuscita ad aprire nuove opportunità e prospettive. Tra i riconoscimenti più importanti che a oggi la rendono meta turistica apprezzata, sicuramente le diverse bandiere blu per il mare pulito e verdi per le spiagge a misura di bambino. La Sicilia e il vino, un connubio lungo millenni, un viaggio che affonda le radici nel mito e nella storia per arrivare ai giorni nostri e alla realtà di una vitivinicoltura che dalle eccellenze del territorio ha raggiunto i mercati di ogni parte del mondo, con proposte, sia che si tratti di vitigni autoctoni o internazionali, di altissima qualità. Nella varietà di microclimi e territori dell'isola vocati alla produzione di uve, l'Etna e i suoi vini sono il simbolo dell'eccellenza della viticoltura siciliana. A Trecastagni, in uno scenario incantevole e unico dominato dalla maestosità del vulcano, sorgono le cantine Nicosia, una storia e una passione per il vino lunga ben 5 generazioni. Una famiglia che da oltre 125 anni produce vino sull'Etna principalmente, ma anche in altri territori siciliani. Ogni generazione ha avuto le sue caratteristiche, le sue dinamiche, iniziando nel 1898 fino agli anni 50 c'era una produzione e vendita di vino sfuso. Nel 1950 il primo imbottigliamento dell'azienda, ancora non esisteva la DOC Etna, che arriva nel 1968, per arrivare agli ultimi anni con la quarta generazione, la generazione di mio padre Carmelo Nicosia, che si concentra sulla produzione di vini sull'Etna, ma anche sull'abbracciare altri territori. Sono più di 40 le etichette prodotte dall'azienda, a partire dai vitigni autoctoni della DOC Etna, Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Carricante e Catarratto, ai vini della tenuta di Vittoria come Cerasuolo, Nero d'Avola, Frappato e Syrah. Sull'Etna, che è il luogo dove siamo nati, il luogo dove siamo da sempre presenti, copriamo diversi versanti, quindi la nostra sede si trova su Trecastagni, paesino a circa 700 metri sul livello del mare, sul versante sud-est dell'Etna. I vigneti, partendo da Trecastagni, si trovano su tutto il versante che va verso nord, quindi Trecastagni, Santa Venerina, Zafferana, Lingua Glossa. Questo con l'idea di rappresentare, di raccontare un Etna a 360 gradi. Sappiamo che l'Etna è un territorio vasto, diverso, e ogni zona è unica. Abbiamo 133 contrade. Noi nella nostra produzione rappresentiamo 2 contrade in particolar modo, le contrade di Trecastagni. Su Trecastagni noi siamo presenti su Monte Gorna, siamo presenti su Monte San Nicolò, sono 2 conetti vulcanici, dei crateri spenti oramai da più di 2000 anni. Su questi conetti si arrampicano i nostri vigneti, quindi i nostri cru dell'Etna vengono prodotti su questi conetti vulcanici, quindi diversi versanti, diverse aree. Sappiamo che su ogni metro di terreno sull'Etna abbiamo colate laviche diverse, quindi con caratteristiche diverse sui vini che poi ne vengono fuori, ma altre differenze sono date anche dal clima, quindi l'esposizione sul mare piuttosto che no, o l'altitudine, le escursioni termiche che abbiamo. Quindi facciamo una rappresentazione dell'Etna in diversi fronti, versanti, condizioni climatiche, ma anche sulle tipologie prodotte, quindi dall'Etna bianco all'Etna rosso riserva, e negli ultimi anni, dal 2011 in particolar modo, anche sulla produzione di spumanti metodo classico. Oggi Cantine Nicosia è un'azienda dinamica che sulla scia della tradizione guarda al futuro e soprattutto al rispetto dell'ambiente e alla sicurezza alimentare. Con una sostenibilità che abbraccia tutto il mondo della produzione del vino, quindi dal biologico in vigna alle pratiche in cantina, a tutto ciò che circonda l'azienda, ci stiamo muovendo in modo da fare sempre meglio, in modo da fare quello che poi la sostenibilità ci chiede, cioè lasciare la terra meglio di come l'abbiamo provata. Siamo certificati Viva, che è la certificazione del Ministero di Sostenibilità, e Sustain, che è il protocollo che un po' tutta la Sicilia ha deciso di abbracciare sul campo della sostenibilità. Ma alle Cantine Nicosia l'emozione del vino si vive anche attraverso tour guidati e degustazioni. Sicuramente si inizia con il tour delle vigne,
si va su Monte Gorna, che è il vigneto più vicino alla cantina, vigneti che convivono con un territorio incredibile, quindi suolo vulcanico, e se siamo fortunati capita pure la pioggia di cenere, e già lì, già quella è un'esperienza a sé. Dopodiché si torna in cantina, si fa una visita dei luoghi di produzione, quindi andiamo in bottaia, si vede la zona dedicata agli spumanti e le zone di stoccaggio dei nostri vini, per poi finire l'esperienza qui in osteria, dove una degustazione condotta da personale dell'azienda esperto accompagna l'enoturista nello scoprire i vini prodotti qui sull'Etna, per poi completare con l'esperienza dell'abbinamento con il cibo, quindi una proposta menù in base alla degustazione che si sceglie di piatti che accompagnano i vini. Quindi la nostra è un'azienda da tastare a tutti gli effetti, quindi dall'inglese to taste, assaggiare e provare con mano quelli che sono le nostre pratiche di produzione. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Trekking dal Castello di Palma di Montechiaro alla riserva naturale di Punta Bianca con Visit Agrigento. Vediamo. Oggi stiamo approntando a fare un itinerario che parte da qua, dal Castello di Palma di Montechiaro, e giungerà a Punta Bianca. E nel mezzo faremo un percorso che andrà lungo la costa, è la prima volta che si fa un trekking di questo genere, ne siamo contenti. Avremo pure la possibilità di fare una sosta all'interno di un glamping che aprirà a breve, ci hanno dato la possibilità appunto di entrare, fargli visita e poter degustare anche dei prodotti di eccellenza di questa azienda. Benefici intanto c'è un benessere sia fisico che anche a livello mentale, e poi è anche occasione per socializzare, per conoscere tanta gente amante della natura, amante del benessere psicofisico, e poi come in questo caso c'è la possibilità di conoscere e apprezzare diversi luoghi e monumenti che spesso e volentieri purtroppo sono chiusi, e grazie all'Associazione Visita Agrigento, di cui mi onoro di essere il presidente, riusciamo, essendo in gruppo, a poter farli aprire e poter raccontare i nostri beni monumentali e archeologici. Siamo a Palma di Montechiaro, castello chiaramontano realizzato nel 1353 su un costone roccioso, un dislivello dal mare di 148 metri. E in modo particolare serviva per la difesa di tutta la costa, per segnalare se c'erano navi turche eccetera che venivano da queste parti, ma serviva anche come punto commerciale, perché tutte le derrate e frumento che portavano da tutta la provincia venivano portate nel caricatore, giù c'era una nave e di là tramite un cunicolo andava a finire direttamente nella nave. E quindi serviva anche come centro commerciale, ma in modo particolare per l'estrazione dello zolfo, e quindi serviva anche come zona commerciale. Successivamente, quando si realizza Palma di Montechiaro, l'attività commerciale del castello si sposta verso la Torre San Carlo. Benvenuti nel nostro glamping Tendù Punta Bianca. Qui oggi vi presentiamo in esclusiva per voi le nostre 3 tende, sole, mare, terra, e la nostra suite dell'incanto. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere alle persone di vivere una vacanza diversa dal solito. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.